Come potete vedere da questo sorriso, sono qui a presentare il palio della mia città, Montebelluna, 36esimo anno, un'edizione che sarà spettacolare come tutte le altre, 11 contrade che si sfidano e sarà una festa, sarà un momento di gioia, di unità e soprattutto di comunità. Invitiamo tutti a venire dal 1° al 7 di settembre a Montebelluna. Ogni sera c'è un piatto tipico della tradizione diverso, c'è una serata, ci sono i volontari, ci sono le 11 contrade e gli atleti e le atlete che festeggiano e soprattutto il sabato poi c'è il palio femminile e la domenica il palio maschile, tutti insieme, tutti uniti per il palio di Montebelluna, per Montebelluna. Per la nostra città il palio è la manifestazione, ma non solo per la nostra città, per tutta l'area montebellunese. Io mi sento in dovere di ringraziare il presidente dell'Ente Palio, tutti i collaboratori, tutti i volontari delle contrade, migliaia di persone che non lavorano certamente nell'ultima settimana che è quella del palio, ma lavorano e si dedicano alla comunità montebellunese per tutto l'anno. Il palio è sacrificio durante la gara, ma è tanto divertimento e tanta comunità che rende felici tutti i montebellunesi. Una manifestazione molto complicata nell'aspetto organizzativo, è cresciuta molto in questi anni, per non dire l'anno scorso, dove la città era veramente piena di gente che ha compartecipato e quindi ha apprezzato tutto ciò che è il programma e comunque l'evoluzione della manifestazione Il Palio e Vecchio Mercato. Palio maschile e femminile, aggiungo il venerdì sera, proprio perché siamo il distretto Sport System, c'è una gara a cronometro fra contrade con anche ex sportivi di ciclismo che saliranno fino a Mercato Vecchio in una cronometro uomo-donna assieme. Insomma.